Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 25 novembre, bentornati, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, un saluto da parte di Andrea Matta. E cos'è Casa CUS? È il programma che ogni settimana per 25 minuti circa vi racconta quello che accade a Saduchessa, quello che accade nel mondo sportivo del CUS Cagliari. Lo facciamo come sempre con i nostri potenti mezzi, ovviamente insomma con i nostri social, che ricordiamo sono CUS Cagliari Official sia sulla pagina Facebook che sulla pagina Instagram, e poi ovviamente col sito cuscagliari.it, ma con le tante pagine come Videolina, Unione Sarda, Radiolina e quella del CUS che ci seguono di settimana in settimana. Anzi, ne approfittiamo per ringraziare le persone che guardano questo video in diretta o poi insomma durante la settimana, per continuare a stare sempre aggiornati su quelle che sono le attività e le iniziative del CUS Cagliari. Sono due i temi di questa puntata. Partiamo dal tennis. Diciamo che ci è andata abbastanza bene, visto che insomma la scelta di questa puntata è stata fatta 2 settimane fa. Non sapevamo della vittoria della Davis, ma ne parleremo ovviamente anche con i nostri ospiti. E poi parleremo della Cagliari Respira. Ricordiamo, Radiolina sarà la radio ufficiale della manifestazione, e iniziamo da qua questa lunga corsa verso la gara di domenica. Partiamo però subito con i nostri ospiti. Io saluto Clara Sanna, Filippo Murru e Alessandro Porcu. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Che sono insomma 3 tennisti delle nostre squadre. Clara della squadra femminile, Filippo è della squadra B in quarta serie, mentre Alessandro è della squadra C quarta serie. Tutto corretto? Non abbiamo sbagliato? Giusto. Perfetto. Mi sembra già un ottimo inizio di puntata. Allora, vi chiedo un po' di raccontarci subito come sta andando la stagione insomma tennistica al CUS. Partiamo da Alessandro. Sta andando bene, insomma abbiamo giocato 3 giornate, quindi abbiamo collezionato 2 vittorie e una sconfitta, però sta andando bene, insomma. Ti ricordi anche contro chi avete vinto, contro chi avete perso? Sì, abbiamo vinto la prima giornata contro San Roque, poi abbiamo perso contro... qui casca l'asino. No, perché sono insomma di Capoterra comunque, e poi abbiamo vinto in casa contro il Carbonia. E quindi insomma sta andando... Bene, per sì, fortuna. Ci sono, oltre alle squadre insomma che sono qua rappresentate, c'è anche la prima squadra in prima serie, una prima serie difficile, quella del campionato invernale, per cui ecco i nostri ragazzi stanno un po' arrancando dal punto di vista dei risultati, ma già insomma essere dentro le squadre più importanti e più forti del campionato invernale in Sardegna non è sicuramente è un ottimo risultato anche per i nostri ragazzi. Filippo, andiamo alla squadra B in quarta serie. Come sta andando per voi? Beh, come la squadra C anche noi abbiamo 2 vittorie per ora, una sconfitta, non mi ricordo contro quale Vabbè, non ti preoccupare, poi recuperiamo. niente, quindi come ti dicevo si punta ai playoff. Ottimo. Per quest'anno. Clara, invece come siete messi voi? Allora, anche noi, se non sbaglio, siamo a 2 vittorie e una sconfitta, perché io non ho ancora giocato in realtà. Ah, ok. Inizierò domenica probabilmente, quindi sì. Tra l'altro, allora, Clara e Filippo sono al primo anno di tennis al CUS Cagliari, arrivate insomma da precedenti esperienze, immagino. Filippo, da dove arrivi? Io vengo dal TC Cagliari. No. No. Vai pure. Io da Villapuzzo. Ok. Giocavo, sì. Avete iniziato a giocare a tennis a che età? Io avevo mi sa 7 anni. Oh, caspita. Io 5-6, Quindi avete iniziato prestissimo, subito. sì. Iniziato perché avete che ne so, parenti, genitori, cugini, zii che giocavano a tennis, oppure perché vi piaceva il tennis? Sì, io ho seguito mio padre principalmente, quindi giocavamo assieme, tra virgolette. Ok. Quindi ho seguito lui. Io Filippo? sì, uguale, mio padre e mio fratello giocavano, ero sempre lì in mezzo. Ok. In mezzo. In mezzo al campo no, ne giocavi Sì. anche ovviamente, Sì, perfetto. sì. Mentre vediamo un po' di immagini, alcune foto di questo campionato, caro nostro Giuseppe, in regia, qui ci sono le gare, la gallery che troverete sul sito del CUS Cagliari. Adesso tu a che età hai iniziato? Col tennis, Sì. autodidatta, io giocavo a calcio, poi sono Sì? passato al tennis, disegnando i campi, le linee nel campetto della scuola, insomma, Ok. alla coatta, come si dice. E ho iniziato a 15 anni a prendere in mano una racchetta.
Tra l'altro in questo studio sei quello con più esperienza nel tennis anche al CUS, perché insomma sei CUS. Forse al quarto anno più o meno, no? Esatto, terzo quarto anno più o meno. Sempre con Michele? Con Michele, sotto la sua ala. Il buon Michele Petruzzo, Esatto. che appunto è ovviamente il direttore del tecnico del settore, e poi è un po' quello che riesce sempre a gestire gli orari, gli incassi degli allenamenti, perché ovviamente abbiamo parlato insomma del campionato, ma c'è anche tutto insomma il mondo degli allenamenti che ruota e che gira attorno a questo settore. Ti alleni quante volte a settimana? 3 volte. 3 volte a settimana. Da quest'anno 3 volte. Lunedì, sì. mercoledì, venerdì? Martedì, giovedì e venerdì. Perfetto, insomma. Orario? Orario dalle 9 alle 10 il martedì e il giovedì, e il venerdì dalle 7:30 alle 8:30 di sera. Com'è il CUS a quell'ora? Tranquillo? Tranquillo, e poi c'è sempre, comunque il giovedì c'è sempre l'evento dei Sì, c'è giovani, sempre sì. però è tranquillo, sì, ci sono campi occupati, insomma la gente si allena. Ci si può cioè. comunque allenare in tranquillità, Sì. insomma, senza avere rotture di Assolutamente, sì, scatole, sì. passatemi questo termine. Filippo e Clara, invece per voi, com'è l'ambiente CUS? Inizio io? Vai, siete in due. No, per me è stata una scoperta, perché anche a livello di gruppo per me è stata una cosa nuova, perché nel circolo in cui giocavo prima non era per niente così. Mhm. Non ho mai fatto campionati o cose simili, quindi mi sono trovato molto bene anche sotto quel punto di vista. Sono anche felice della scelta che ho fatto, anche un po' casuale, ma sono felice, ecco, per quello. Clara? No, anch'io sono contentissima del gruppo, più che altro che si è formato anche con le compagne, insomma, di squadra, ma in generale anche al CUS si vede proprio che è un ambiente molto familiare proprio. Tra l'altro ricordiamo Filippo studente di ingegneria, mentre Clara di biologia. Esatto. Quindi insomma mi pare che Filippo abbia già anche fatto Ateneica, quindi sa già cosa si prova al CUS e cosa significa fare sport universitario, immagino. Sì. L'ho capito l'estate scorsa. Sì. Ecco, Per la prima volta. si è arrivato, mi dicevi secondo nel doppio? Può essere, no? O secondo o terzo nel doppio, sì. Ateneica ha vissuto da atleti, insomma, comunque da facenti parte del CUS, com'è? Beh, alla fine cioè, è stato divertente, perché oltre al giocare a stare in campo, poi c'è tutta il prima e il dopo, ecco. Cioè non si limita soltanto a una partita di tennis, questo mi sono reso conto. Clara? Non avendo mai partecipato. Clara? Allora, io non ho ancora partecipato, però magari quest'anno, non lo so, io sono matricola, sono Quindi appena sei entrata. appena arrivata Esatto. praticamente, Sì, fresca. sì. Riuscite a mettere bene insieme lo studio con lo sport? Sì, ci si prova. No, sì. Vabbè. Ho chiesto quante volte si allena il buon Alessandro, voi quante volte vi allenate? Anche noi 3. No, io 3. Io 2. Ok, con Francesca e Michele. Sì, Che dicono, sì, Francesca Borgo e sì. Michele Petruzzo sono i nostri tecnici. Mentre andiamo a vedere un po' di immagini con il video del tennis, ci sono alcune gare insomma di queste giocate nelle scorse settimane. Chiedo ad Alessandro ovviamente com'è mettere insieme l'aspetto diciamo lavorativo, l'aspetto sportivo. Ci si riesce? Sì, assolutamente. Anzi, allenarsi a quell'ora, che è finito tutta la giornata lavorativa, è un bel modo di, insomma, scaricare lo stress e recuperare le energie, insomma. Per me è ottimale a quell'ora, insomma, sì. Vi chiedo anche un po', vi ho chiesto un po' lo sport universitario com'è, diciamo, l'ambiente del CUS, vi chiedo anche com'è l'ambiente nel settore tennis, perché quello che, insomma, il buon Michele e Federico e Petruzzo e gli altri del settore ci hanno sempre raccontato è che c'è molta condivisione nel settore, e poi capita molto spesso che, ecco, magari i ragazzi di una squadra, quando non giocano ovviamente in contemporanea, vanno a giocare insieme, insomma, vedono le gare degli altri. Tutto confermato? Assolutamente. Confermate? A pieno? Sì. Che gare hai visto tu, insomma, oltre le Che gare ho partite? visto? Campo a fianco, quando ho giocato a squadra C settimana scorsa. La squadra femminile pure. No, vabbè, alla fine quando capita che magari siamo tutti quanti in casa, capita un po' di girare, vedere un po' tutti. Per ora non sono ancora andato in trasferta, ecco perché. Ecco, che effetto ti fa vedere le gare, per esempio, di Alessandro e la sua squadra? Meglio che non lo dica. No, vabbè, no, nel senso, cioè, no, è ovvio che, insomma, magari cioè, Interessante. ti viene da dire, io avrei giocato così, avrei fatto questo.
Puoi dire di sì e non succede niente. Allora, Alessandro è forse distante, non ti forse preoccupare. dico di sì, Sì? però allo stesso tempo mi diverte molto vederli perché poi, cioè, a parte che si impegnano come dei matti, a prescindere da tutto, quindi quello ti fa proprio sentire parte della squadra anche. Anche perché poi sono squadre che nascono dai corsi fatti negli anni. La particolarità, insomma, di queste squadre è che si parte da quelli che sono i corsi individuali che i nostri istruttori fanno, giusto? Sì. Ad esempio io sono entrato quest'anno, insomma... In pianta stabile, come si dice nella squadra. Sì, perché comunque... Dai, magari ho anche fatto ho messo un po' più di impegno perché magari prima l'affrontavo in maniera un po' più proprio così distensivo, proprio come dopo lavoro. Invece quest'anno ho detto, dai, cioè, mi impegno più seriamente e magari ha portato qualche frutto, insomma. Questa convocazione in squadra potrebbe essere sicuramente Sì. una cosa molto buona. Vediamo, caro Giuseppe, alcune immagini della Coppa Davis di ieri le abbiamo estrapolate dall'account Instagram della Coppa Davis. Ovviamente qui ecco il buon Sinner che va a vincere il secondo singolare e va per il secondo anno consecutivo la Davis. Parlavamo prima, ecco, fuori dai microfoni un po' di quanto possa contare effettivamente l'effetto Sinner, non tanto magari con i praticanti più avanti con l'età, passatemi questo termine che insomma si parla di ragazzi, ma quanto proprio di bambini. Cioè, secondo voi quanti nuovi bambini si iscriveranno al tennis, al CUS o negli altri centri, meglio al CUS, dopo queste immagini? Mi auguro tanti. Mm-hmm. Cioè, secondo me, sì, poi aiuta molto tutto quello che vediamo, soprattutto ultimamente, secondo me. Dicevi prima che tu hai un gruppo di amici che è molto calciofilo, ma che da 2 anni a questa parte iniziano a interessarsi anche sul tennis. Sì. Ieri mi hanno chiesto, ma cosa è successo esattamente? Vabbè, già Al mondo. inizio un po' di curiosità. Clara? Beh, sicuramente è una buona pubblicità in generale per lo sport, come per il tennis, quindi sì, mi auguro lo stesso che si iscrivano in tanti. Alessandro? Sì, ma già si vede che ci sono numeri grandissimi, insomma. Il tennis rischia di diventare il primo sport nazionale, continuando, almeno questa poi l'idea di Binaghi, del presidente della FTP. E ci sta riuscendo, stanno vicino. E quindi magari la spinta che poi ovviamente danno le vittorie internazionali, la spinta poi che danno anche chi effettivamente scende in campo giorno dopo giorno e si allena e fa attività fisica e sportiva, serve sicuramente anche per lo sport. Io ringrazio Clara Sanna, Filippo Mura e Alessandro Porco, grazie ragazzi per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Speriamo sia tutto quanto bene, auguriamoli insomma questa chiacchierata qui a Casa CUS Cagliari a Radiolina. Io chiedo al nostro Giuseppe Valdese di mostrarci quelli che sono i finali del fine settimana, mentre lasciate pure lo studio ragazzi, così noi andiamo a leggere quelle che sono le partite. Partiamo appunto dal tennis, dalla sconfitta in casa del TC Moneta alla Maddalena per 3-0, prima squadra di tennis, e poi la vittoria invece del CUS Cagliari in campionato di promozione contro l'Idolo. Per quanto riguarda invece il volley, sconfitta per 3-1 per i ragazzi della A3 Credenbanca contro Gabbiano Mantova, vince invece la C maschile in trasferta contro la Gimland Oristano e vince anche la C femminile contro la Farmacia Pitulongu, parliamo insomma della pallavolo Olbia. Per quanto riguarda invece il futsal in Serie B femminile, la sconfitta per 7-2 contro la GS Pero, la vittoria invece della Coppa Italia C femminile contro i Monassiri 1983 e poi la sconfitta in casa del Cechichak per i ragazzi della C1 5-2 appunto contro il Cechichak. Chiudiamo questi finali con la vittoria per 72-61 della CUS contro l'Elmas, la quinta vittoria consecutiva dei ragazzi del basket in DR2, e poi la vittoria invece casalinga del CUS contro l'Astro per 71-53. Parliamo di Serie B femminile, abbiamo detto inizio puntata, questa ricordiamo è Casa CUS Cagliari a Radiolina. Io sono Andrea Matta e vi stiamo per portare dentro il mondo della Cagliari Respira. Lo facciamo con il nostro Ivan Onis. Ciao Ivan, benvenuto. Benvenuto e grazie a te di avermi invitato. Organizzatore, fondatore, Deus ex machina come dicono quelli bravi, no?
no? No, dai. Non citiamo tutti questi incarichi. No, assolutamente. Io dirigo l'organizzazione, Paolo Serra è presidente dell'organizzazione e della Cagliari Marathon Club, che è l'associazione sportiva che organizza la mezza maratona internazionale Città di Cagliari, la Cagliari Respira. Ecco, ricordiamo subito quello che è l'appuntamento. Domenica, ore 10, partenza della PAN Cagliari Respira, mezza maratona internazionale Città di Cagliari, alla quale poi è associata una mezza maratona staffetta, e la 6 Caralis, che è la stracittadina, per cui aperta a chiunque. Ovviamente ecco, parteciperanno a molti atleti del CUS, questo lo sappiamo. C'è tra l'altro quest'anno rispetto agli scorsi anni anche un accordo, insomma una partnership che abbiamo aperto in queste settimane con voi, che permetterà, diciamo, intanto ai nostri atleti CUS di iscriversi con qualche piccolo sconto. Ne approfittiamo, così che va sempre bene. Ricordiamo tra l'altro i termini per la mezza maratona scadono oggi alle 21, se non sbaglio. Mentre lo diciamo anche ai nostri tecnici, la 6 Caralis e le staffette vanno avanti fino a venerdì per quanto riguarda il CUS, mentre fino a sabato per quanto riguarda voi. Esattamente. L'iscrizione alla mezza maratona scade alle 21 di oggi, mentre l'iscrizione per la 6 Caralis e la Caralis staffetta scade sabato prossimo, per cui chiunque non l'avesse ancora fatto può venerdì dalle 15 alle 20 e sabato dalle 10 alle 20 venire alla fiera al centro congressi e iscriversi alla 6 Caralis e la Caralis staffetta. Quindi non vi preoccupate, amici del settore atletica, c'è ancora tempo. Questo diciamo, ecco, non c'è problema. Per mezza maratona no, quella scade lunedì, però scade oggi, mentre insomma per le altre gare c'è ancora tempo. Mentre vediamo un po' di immagini, perché ovviamente ci segue sui canali social del CUS, di Radiolina, no, queste le immagini che vediamo in realtà adesso sono quelle della competizione della Ride for Women, che si è tenuta proprio nella giornata di ieri. Oggi è 25 novembre, è la giornata internazionale contro le violenze sulle donne. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo presentato la settimana scorsa insieme alla Team Bike Academy, insieme al Rotary Club Cagliari Nord, e questa appunto è la gara molto partecipata di ieri. Quindi ecco, sono le immagini della nostra Sara Paschina, l'abbiamo già raccontata abbondantemente sui nostri social, ma è importante, ecco, concentrarci sul senso di questa manifestazione. Oggi il nostro logo sui nostri social ha il tratto rosso, che diciamo è quello caratteristico per una giornata come questa. Andiamo adesso invece a vedere proprio le immagini della Cagliari Respira. Eccole qua, qui il video ufficiale che potete trovare sul sito. Si parte dall'edizione scorsa, un'edizione importante. Sì, la scorsa edizione era la 15ª, quest'anno siamo arrivati alla 16ª edizione, per cui dal 2008, con l'unica pausa, ahimè, pandemia, il 2020, per cui siamo alla 16ª edizione, con dei risultati che per noi, che premiano i nostri sforzi. I nostri sforzi, che poi non sono solo esclusivamente legati alla mezza maratona e alla gara, alla competizione della domenica, ma noi vogliamo con la Cagliari Respira fare molto di più, ovvero fare educazione allo sport, fare promozione dello sport, tant'è che poi anche col CUS Cagliari abbiamo iniziato questo rapporto, questa collaborazione, che ci porterà poi dal prossimo anno a vedere e pensare qualcosa di più. Cosa si può fare in più, diciamo, rispetto a quello che è la partecipazione dei nostri atleti alla competizione. In realtà poi voi iniziate non domenica, iniziate appunto venerdì con i consigli pettorali, e poi con una serie di iniziative che accompagneranno gli appassionati alla gara. A parte la gara di domenica, come anticipavi tu, il sabato poi diventa un momento importante, dove oltre alla consegna dei pettorali, ripeto, dalle 10 alle 20, alle 10 iniziano degli incontri. La mattina è dedicata allo sport e salute, che è una conferenza medico-scientifica, però con un taglio divulgativo, è aperta a tutti, per cui tutti i curiosi, chi pratica sport o semplicemente chi vuole approfondire alcuni temi nella preparazione atletica e della medicina, può, questo è il sabato mattina, venire al centro congressi. Di pomeriggio iniziamo con la presentazione di tutte le associazioni di volontariato che partecipano alla 6 Caralis, raccogliendo dei fondi per i progetti sociali,
per cui presenteremo tutte le associazioni, questo alle 15, dalle 15 alle 15:30, dalle 15:30 alle 17 dedichiamo invece decliniamo lo sport dal punto di vista turistico, per cui come lo sport possa attrarre atleti che poi fanno anche i turisti quando arrivano nelle città e nella nostra bellissima Cagliari. E poi a seguire ci sarà un convegno e una tavola rotonda che coinvolgerà i preparatori atletici, per cui sarà principalmente dedicata alla preparazione atletica, nello specifico poi gli sport di fondo, e poi la presentazione per terminare a fine serata ci sarà la presentazione dei top runner che correranno la domenica mattina. Ricordiamo tra l'altro tra i top runner, chiedo scusa, ci sarà anche ovviamente la nostra Claudia Pinna che mi ha scritto io parto, comunque vediamo un po' se arrivo, questo è quello che mi ha scritto Claudia, speriamo ovviamente che tutto vada per il verso giusto. Claudia tra l'altro è una delle protagoniste, no, della Cagliari Aspire di questi anni. Claudia ha vinto 8 delle 15 edizioni. Per cui anche quest'anno la attendiamo e speriamo che possa possa ripetersi come nelle edizioni precedenti. Quindi insomma l'appuntamento ovviamente lo ricordiamo è per domenica 1 dicembre, giusto? Con la Cagliari Respira. Ricordiamo insomma è la mezza maratona della città di Cagliari, questo lo vogliamo ricordare. Quando si parla di turismo e sport solidarietà, sport e salute, sono i temi, i nomi dei panel di cui abbiamo parlato poco fa. Cerchiamo di far capire anche dove ovviamente si colloca la manifestazione e quelli che possono essere gli sviluppi dello sport. L'abbiamo visto in questi anni anche qui al CUS quanto insomma possa essere importante avere una prospettiva, no? Una visione un pochettino larga, che non si fermi esattamente alle 14, diciamo, alle 15 quando arriva l'ultimo podista che ha finito la sua mezza maratona. Ricordiamo ovviamente ancora la possibilità per gli atleti del CUS e i tesserati CUS Card di iscriversi ancora fino a venerdì. Poi noi scattiamo, andiamo alla verifica, alla conta di quelli che sono i presenti, facciamo un po' come fanno insomma le lotterie, cose simili, vediamo un po' quelli che sono i presenti, ovviamente scherziamo, e poi ovviamente domenica tutti in pista in questa bellissima giornata di sport nel nostro capoluogo. Questo è quello che ovviamente auguriamo che possa essere la Cagliari Respira. Faccio soltanto, sì. mi piace salutare e ringraziare tutti i volontari che partecipano e che ci supportano. Sono oltre 300 persone che domenica mattina, molti dei quali anche dal giovedì, venerdì e sabato precedenti la gara, che consentono di mettere in sicurezza tutto il percorso, i 21 chilometri della mezza maratona, e ci consentono di offrire a tutti gli atleti uno spazio sicuro e libero dalle macchine per respirare con Cagliari. Assolutamente sì. Prima di chiudere andiamo a vedere quelli che sono i nostri corsi fitness. Lo facciamo spesso insomma per ricordare quelli che sono tutti quanti gli appuntamenti e i corsi che si fanno da noi al CUS Cagliari, il corso di Pilates, il corso di COS, il TAT. Tutti i corsi sono sulla pagina fitness del sito del CUS Cagliari. Insomma, chi vuole avvicinarsi alla pratica sportiva anche per tutte le età. Questa insomma la bellezza del CUS, ovviamente di chi fa sport in generale, che lo sport va bene per tutte le età. Questi sono appunto i corsi che noi proponiamo in questa nostra offerta di quest'anno. Io ringrazio Ivan Onis. Grazie Ivan. Grazie a te. Noi ci sentiamo ovviamente per gli aspetti organizzativi CUS anche nelle prossime giornate, ma è importante insomma aver iniziato questa settimana che vi porterà appunto verso la Cagliari Respira. Ricordiamo che la Giulia sarà tra i protagonisti della domenica in quelle del CUS. Vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official sia sulla pagina Facebook che sul nostro account Instagram, e il sito cuscagliari.it per avere tutte le informazioni su quelle che sono le nostre attività sportive e non di casa al CUS Cagliari. Io ringrazio Giuseppe in regia, un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS, tornata a 7 giorni. Radioline e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.